Il primo parto nel giugno del 2000 all'ospedale di Cittadella, quando ha fatto nascere la figlia Eleonora. Da allora Luigi ha avuto 2 figli naturali e oltre 5.000 bambini che ha visto nascere accompagnando le mamme nel percorso del parto. La storia dell'ostetrico Luigi Codognotto in forza all'USL 6 è la storia di uno dei 300 ostetrici in tutta Italia. Appena 300 maschi a fronte di 20.000 ostetriche. Luigi è l'unico uomo dell'USL Euganea. Diventare ostetrico è stata una fortunata casualità, racconta Luigi, che nel 1991 era stato assunto come infermiere nel reparto di oncologia pediatrica all'ospedale Burlo di Trieste, ma la sua strada era in sala parto e così si iscrisse ad ostetricia. Dopo varie esperienze in diversi ospedali, l'approdo a Cittadella, il primo parto assistendo la moglie durante la nascita della figlia e poi qualche anno dopo anche del figlio Tommaso. Luigi è esperto in parti complicati, nello specifico in distocia di spalla, ovvero quando esce la testa del neonato ma si incastrano le spalle. In questi casi bisogna essere professionali, compiere le manovre giuste e agire in fretta per salvare la vita del nascente.